Euroregione News. Sapori di Proloco, finale col botto. Dopo un primo fine settimana da urlo con il sole che giocava in nascondino sfruttando le nuvole, ma riapparendo spesso e volentieri senza lasciar cadere una goccia, ora ci aspetta un venerdì, un sabato e una domenica da urlo. Nel giardino tra le Sedre di Villa Manina, Passariano di Codroipo, il tempo è previsto bello o al massimo variabile, quindi imperdibile l'occasione di fare un salto a Sapori di Proloco, perché oltre alle pietanze, al vino e alle birre regionali, ci saranno una marea di eventi irrinunciabili. Venerdì alle 21:30 il concerto del gruppo originario del Friuli Venezia Giulia Radio Zastava e sabato 19 maggio il cantautore carnico Doro Giat presenterà in anteprima il suo nuovo album Orizzonti Verticali. Domenica 20 maggio alle 20:30 Rhythm and Blues Band in concerto con tutto il repertorio di 30 anni di attività e alle 22:30 il grande spettacolo pirotecnico conclusivo L'incendio di Villa Manin. Questi sono solo i principali eventi che si svolgeranno in Villa Manin a Codroipo durante Sapori di Proloco, perché inoltre ci sono mostre, esposizioni e strani personaggi che sembrano smarriti e girano nel giardino vestiti come qualche centinaio d'anni fa, regalando una coreografia meravigliosa. Dal Medio Friuli, per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.